Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sesto per assistere alla 14ª giornata del campionato di Serie A2 di Futsal Girone A. Diamo subito un'occhiata alle formazioni, ma parte subito il Città di Sesto e c'è il gol di Ruffine dopo pochi secondi, dopo 12 secondi. C'è il gol che porta alla firma di Eder Ruffine per l'1-0. C'è Cogotti che riceve da Spano il sinistro di Cogotti, deviato, poi Spano sotto misura cerca il tappin vincente verso Murgia, il sinistro deviato ancora davanti alla porta da Gigi Asquer. Sempre accesa la partita, sempre vivace questa prima frazione di gioco. Sono trascorsi 9 minuti, ancora Vaccargiu, poi Ruffine, Vaccargiu controlla, lo anticipa ancora Murgia, la palla rimane là, Vaccargiu trova il passo, il tempo, il pallone per la conclusione che sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore Roberto Rani. Pallone sul lato di sinistra, Murgia, la conclusione col sinistro, palla che colpisce il palo interno e termina in fallo laterale. Parte Ruggiu col sinistro, palla ribattuta dalla barriera, poi ancora Vaccargiu, palla dentro per lo stesso Ruggiu, la palla rimane là, sbaglia Spano. Calcio in punizione. Parte Ezzi col sinistro, pallone che prende il giro ad uscire, si allarga troppo rispetto alla porta difesa da Fabrizio Zanata. Adesso Escobar, Asquer, posizione sul lato di destra, c'è il gol di Asquer col destro, addirittura il gol di Asquer che sorprende Roberto Rani, mette la palla sul palo lungo dove l'estremo difensore dell'Alleo non può arrivare. Wilson all'indietro per Ruffine, il pallone lungo per Asquer col sinistro, aggancia Asquer, calcia in diagonale. Anatta, il controllo, gioca corto questa volta per Ruffine, lo scambio con Cau, ancora Ruffine dalla parte opposta, arriva Asquer, può liberare il sinistro e lo fa con un pallone sotto l'incrocio dei pali e arriva la doppietta per Gigi Asquer in questo derby di ritorno tra Città di Sesto e Leonardo. 3-0 per la formazione padrona di casa. Per Cogotti, palla dentro ancora per De Plano, spalla la porta, si gira De Plano, la palla che va verso l'angolino della porta difesa dall'estremo difensore Fabrizio Zanata, deviata in calcio d'angolo. Parte Escobar, scarica la palla che finisce in rete, il gol di Gonzales che arriva sotto l'incrocio dei pali a controllarlo. In teoria sarebbe dovuto uscire Davison, non lo controlla, palla che termina dalla parte opposta sotto l'incrocio dei pali per il 4-0 del Città di Sesto contro l'Alleo di Davison. 1 contro 1 con Wilson, passa il pallone, la conclusione di piazza, ancora Davison e c'è il gol di De Murtas sotto misura che accorcia le distanze. De Murtas porta a 1 le marcature dell'Alleo, ma soprattutto Caparmia l'azione di Davison che va a servire Piaz, la conclusione ribattuto ancora. Poi l'assist per De Murtas sotto misura per il 4-1 del Città di Sesto contro l'Alleo. Laterale Cau, la conclusione col destro, passa il pallone, Perdi che non controlla il secondo palo a dovere. Ancora Tidu in diagonale per Cogotti, ottima la palla di Tidu per Cogotti, anzi calcio d'angolo per l'Alleo. Murgia dalla distanza col sinistro, scarica per Davison, la finta di Davison, riceve Murgia col sinistro, palla calciata in diagonale, poi ancora Murgia col destro, palla che rimane là e c'è il gol di Cogotti per il 4-2 dell'Alleo che accorcia ancora le distanze quando al termine dell'incontro mancano 11 minuti e 48 secondi. Ancora Murgia, la conclusione, ancora Zanata chiamato agli straordinari dalla distanza dal numero 11 in maglia bianca. Adesso il sinistro di Ezzi ribattuto da Gonzales, il pallonetto morbido di Ruffine per Wilson, il destro sul primo palo, palla che sfiora l'incrocio dei pali della porta difesa da Roberto Rani ma termina sul fondo. Escobar si accentra, ancora la risposta di Orani e poi c'è il gol di Wilson che porta a 5 le marcature per il Città di Sesto. Sulla ribattuta di Roberto Rani arriva il tappin vincente di Capitan Wilson, sbaglia tutto. Poi Alessio Ezzi, c'è il gol di Gonzales dalla distanza sull'errore di Ezzi.
già rimessa in gioco Davison. Poi c'è la conclusione sotto misura ancora De Murtas, la doppietta di De Murtas nel derby, accorcia le distanze la Leo. Sono 3 i gol della formazione allenata da Luca Cata, sono 6 quelli della Città di Sesto. Sicuramente un bel derby, sicuramente ricco anche di tante azioni da gol e di tanti gol, 9 sino a questo momento dell'incontro. Città di Sesto 6, Leonardo 3. Palla che rimane là, Cau tra le linee, poi c'è la sirena che decreta il termine di questo derby per la 14ª giornata del campionato di Serie A2 di futsal girone A tra il Città di Sesto, padrona di casa, e la Leo che perde con il risultato di 6-3.